Mestre era un comune non grandissimo, un comune di una qualche rilevanza, con una corona di piccoli comuni attorno, e era un tipico comune della terraferma. Marghera è stata inventata dal nulla quando Venezia ha deciso di spostare l'industria in terraferma, navale in particolare, e quindi ha progettato un paese per i lavoratori manuali e anche intellettuali e progettuali della nuova industria e progettato le aree industriali. Marghera è nata definendola città giardino e c'è stato un livello di progettazione e pianificazione della città molto, ma molto curata, e molto curata anche, è difficile da capire, la progettazione nuova che si faceva anche quella in Europa, ma a Venezia è stata progettata in dettaglio, della città industriale. I pezzi della città industriale sono stati progettati come piani industriali, urbanistici, cioè come erano fatte le fabbriche, i parcheggi, le viabilità e tutto il resto. Era tipico di una industria diventata città, per cui c'erano assieme verso l'acqua, verso la laguna, il porto industriale e la città di Marghera, che era una città giardino. Sono nate così. Dopodiché si sono saldate, sia perché la popolazione è venuta dalla terraferma, in particolare i contadini sono diventati operai metalmeccanici e chimici, ma anche perché l'insieme della presenza crea città, cioè anche servizi, cioè commercio, eccetera. Ma lo stesso vale anche per Mestre, perché la parte un po' più terziaria dei lavori era andata a svilupparsi attorno a Mestre. Quello che ha fatto saltare il processo è stata la nascita della stazione di Mestre, perché sulla stazione di Mestre si sono coalizzate le spinte da Mestre, da Marghera e dal Veneto, da Milano, cioè tutto ciò che arrivava via treno. Quindi la saldatura di tre cose nate in modo tutto diverse, poi è diventata una grandissima conurbazione che ha cominciato durante il fascismo a coagulare anche i comuni attorno, per cui anche questi hanno perso la loro specificità, forma, conoscenza, identità anche territoriale, perché erano tutta gente che era nata per molte generazioni in quei territori, conurbazione alla quale abbiamo provato a dare ricreazione dell'identità, organizzazione, dignità, vivibilità. Tutto questo abbiamo provato a farlo proprio negli anni in cui ho avuto la fortuna di fare la nuova pianificazione di Mestre e di Marghera. Il nuovo piano di Mestre era stato immaginato in uno schema dalla giunta di sinistra nel 68-69 e noi come io e come gli ambientalisti, i Verdi, siamo nati già nascendo con un piano alternativo, si chiamava così, piano alternativo a quello che aveva proposto la giunta. Il piano della giunta era più o meno il piano di costruzione di abitazioni, ma poi avevano inventato le nuove grandissime quantità di abitazioni
erano diventate non un completamento della situazione che c'era, ma una enorme, si chiamava PEP, Piano per l'edilizia economica e popolare, di decine di migliaia di persone. Stavano copiando quello che ha fatto Brescia. Brescia ha fatto tutto il suo nuovo sviluppo con un enorme quartiere di case popolari. Quindi noi siamo nati di fatto con una enorme polemica contro l'enorme edilizia economica e popolare raggruppata in un unico punto verso Martellago, alle spalle di Mestre, che avrebbe conurbato tutto su una città fatta di edilizia popolare, solo edilizia popolare. Provate a ricordarvi che se tu in una città metti solo gli strati più poveri e più aiutati e meno acculturati, mettiamola in modo dolce finché volete, ma il problema è questo, invece di avere un'integrazione sociale e culturale, hai dei ghetti, degli enormi ghetti. Erano più stimolanti, secondo noi, altro che, tutti i vecchi centri storici. Per cui per fare il nuovo piano di Mestre e di Marghera e di tutta la terraferma, sono dall'incaricate i 3 più bravi che credevamo erano disponibili al momento, che erano l'architetto professor Sarto, che lavorava anche con me, ma anche chi la giunta precedente aveva già nominato, che era D'Agostino, se non ricordo male, e poi un altro chiamato per essere moderni dall'Austria, che era Winkler, ma la verità è che io l'ho impostata tutto il piano della terraferma è partito da questi capisaldi, cioè valorizzare e riqualificare i centri storici di Mestre. La tutela del centro storico di Mestre non esisteva, non c'era tutela, zero, mentre Venezia aveva delle cose, della sovrintendenza e altre, Mestre non aveva nulla come tutela, si pensava che non c'era praticamente nulla da tutelare, e invece abbiamo fatto un enorme piano volutamente allargato come centro storico per dare valore e qualità anche alle propaggini, per esempio verso via Torino per l'università e altre cose di questo tipo. La stessa cosa a Marghera, rivalorizzare e riqualificare la città giardino di Marghera e anche, finisco, i centri storici di tutti i comuni attorno. Abbiamo ripescato, ripianificato, riprogettato, riqualificato tutti i centri dei comuni periferici, e per cui avevamo 8 centri storici piccoli e grandi da riqualificare, e avevamo anche 5-6 nuovi centri volutamente studiati, non per fare solo edilizia popolare, ma per fare nuovi centri urbani verso Marghera Sud, verso Bissuola. Avevamo inventato anche nuovi centri, ma nuovi centri che dovevano essere di qualità urbana nuova e non solo aggregati di case popolari. Non demolendo gli edifici che ci sono, valorizzando il meglio degli edifici che ci sono, qualcuno, molto rari, anche a Venezia qualcuno, pochissimi da demolire, pochissimi, quasi tutti da valorizzare nelle parti migliori, nella possibilità di dare un senso alle cose che avevano avuto un senso e che in buona parte erano state stravolte, sovracostruite, sovrappiccicati volumi
pezzi di edificio affiancati, hanno fatto di tutto. Il nuovo piano di Mestre, cominciato nell'80 e fatto nel 90, che noi abbiamo fatto le parti storiche, ma anche la riqualificazione degli spazi, i servizi, le piazze, i percorsi ciclabili, i percorsi pedonali, la pedonalizzazione delle aree a servizi, ma il centro storico era usato come identità e tutela. Tutto il resto era la qualità urbana. Per esempio, ci sono voluti 4 anni, 3 anni per arrivare solo a conquistare la pedonalizzazione di Piazza Ferretto. Siamo andati avanti 4 anni di manifestazioni, tutte le settimane, per 4 anni. Stiamo parlando di come in 20 anni abbiamo cambiato la faccia nel limite del possibile. Ovviamente il piano non era solo la riqualificazione dei centri precedenti e dei nuovi insediamenti da fare, ma era anche l'organizzazione a sistema di tutta la città, che vuol dire valorizzare le aree a servizi, per esempio pedonalizzare le scuole, pedonalizzare i centri commerciali, collegarli con strade, ma soprattutto con piste ciclabili urbane e di quartiere e fuori città con piste ciclabili territoriali, collegare tra di loro i parchi, ancora una volta, fare anche nuovi parchi, appunto. Il problema forse più evidente è che c'era un enorme traffico in tutta Mestre. Addirittura il cuore di Mestre era diventato il centro massimo del traffico della città, urbano e extraurbano, perché tutto passava per Piazza Ferretto, tutto. Quindi la prima battaglia è stata togliere il traffico dalla città, perché dare la risposta positiva, pedonale, ambientale, ciclabile, aveva una premessa, vale per le navi incompatibili con la laguna. La prima roba da fare, la prima, è che devi togliere la cosa incompatibile, e quindi ci abbiamo messo anni per portare la città a convincersi che si poteva non far passare tutti gli autobus pubblici in Piazza Ferretto, oltre che tutto il traffico privato che voleva andare. Il traffico privato sceglieva, il traffico pubblico era fissato dal comune, e quindi tutto il traffico passava in Piazza Ferretto. A dirlo oggi sembra una follia. Se pensi all'Europa, ma noi eravamo già in Europa con il nostro cervello. Una battaglia che nessuno ha vissuto, l'ho fatta io da assessore, impedendo le complanari dell'autostrada, perché il progetto, c'era il progetto pubblico di raddoppiare l'autostrada da Padova a Treviso, raddoppiando l'attuale autostrada. Vuol dire che portavamo dentro la città l'autostrada raddoppiata e avevamo in Piazza Ferretto il centro massimo di traffico. Ste robe, a dirle adesso, nessuno neanche se ne rende conto di come... Ma la città aveva questo modo di vivere e di essere abituati, e anche per fare 200 metri uno prendeva la macchina, non prendeva la bicicletta, prendeva la macchina e passava in Piazza Ferretto e avanti così. Allora, chi ascolta oggi non si rende proprio conto
come vivevano le città, in particolare le città meno curate, meno protette, meno valorizzate come Mestre. Il risultato è che bisognava riprogettare e riorganizzare tutto. Quando mi dico cosa vuol dire riqualificare? Vuol dire questo. Abbiamo fatto andare la gente a piedi, la gente in bicicletta, ma ci andava volentieri quando le abbiamo offerto le zone pedonali, gli abbiamo offerto i parchi collegati fra di loro, abbiamo offerto le piste ciclabili, abbiamo offerto i servizi culturali, i centri socioculturali, ne ho progettati 8, abbiamo inserito gli spazi culturali nei centri di quartiere, perché sono diventati dei punti di aggregazione, di dibattito, di incontro, di tante cose. E abbiamo lavorato con tutta la popolazione, perché all'epoca nei consigli di quartieri le commissioni lavoravano aperte e chiunque poteva collaborare. Adesso non puoi neanche entrarci più, non ti fanno neanche entrare, è roba pazzesca. Cioè, voglio dire, è tutto il sistema che è stato impostato per vivere come una comunità, ma era ovviamente un processo cominciato. Credo che stiamo tornando indietro in questi anni. L'aggregazione, il dibattito, i centri sociali e culturali che poi diventano carissimi, costosi, non funziona più nulla. Cioè, vi stiamo vivendo negli ultimi 10 anni, circa una decina d'anni, minimo dal 2010 ma anche prima, stiamo tornando indietro. Tutte le cose che avevano preso questo tipo di modo di vivere, siamo tornati che in via Piave, in Corso del Popolo, in via Cappuccino continuano ad andare le macchine a passo d'uomo. Avevamo portato il divieto di transito nelle zone pedonali, divieto di transito nelle zone pedonali, li hanno tolti negli ultimi anni, li hanno tolti. Voglio dire che c'è stata una cultura sociale, cultura della comunità e della città che si è evoluta in questo modo dalle discussioni del 90 e dei piani ai fatti degli anni 90 e degli anni 2000, inizio 2000. Ma poi le cose si sono involute anche politicamente, cioè non c'è una spinta, uno stimolo da parte dell'istituzione a promuovere queste cose. Si sta invece riducendo anche l'urbanistica a fatti economici e a interessi diretti di singole personalità. Devo dire che era cominciata con la giunta di sinistra, ha dato onore in questo al vice sindaco di allora, che ha promosso moltissimo la collaborazione in tutti i quartieri della comunità, delle associazioni, delle proposte di progetto, di programma, di iniziative. Questa cosa è andata avanti a preparare il terreno quando sono arrivato a proporre quel modo di fare l'urbanistica di sistema. Cioè noi venivamo ovviamente dall'università con un'ottica di sistema. Tutto era sistema, i percorsi pedonali, i sistemi del verde, i sistemi dei servizi, le zone residenziali senza attraversamento delle macchine. Era tutto un sistema complessivo. L'edificazione e quanta, quale, dove era decisa tutta insieme. Faccio notare che nei nostri ultimi anni cambiamenti di piano li discute la giunta con il singolo proprietario della singola area e lo fa come delibere di giunta e non vanno neanche nei quartieri. Cioè è un altro mondo, è stato rovesciato completamente il modo di fare la città. La città la discuteva prima, la città tutta insieme, la pianificava come sistema e poi la realizzava. Tutta sta roba non esiste più, non esiste questo modo di gestire collettivamente, non sto esagerando.
Abbiamo fatto centinaia di riunioni, centinaia di verbali. Ci sono volumi grossi così con tutti i verbali di queste cose, votati molte volte all'unanimità, e la bozza di quegli schemi in terraferma almeno erano fatte in gran parte dai membri di Urbanistica Democratica, che lavorando insieme tiravano dietro tutto il quartiere, perché alla fine i documenti erano votati all'unanimità, per cui non c'era qualcuno che decideva quello che voleva lui. Con il sindaco ho comprato a prezzo agricolo le enormi aree per fare il nuovo ospedale di Mestre e non distruggere il bosco di Carpenedo. 10 anni di litigate, non sto esagerando. 10 anni in quella città in cui qualcuno si era intestardito a voler fare il nuovo ospedale esattamente sopra il bosco di Carpenedo, l'unico che c'era all'epoca, non c'era nient'altro che quel boschetto lì, volevano fare proprio fuori anche quello e farci l'ospedale. 10 anni. Fermi i soldi, fermo il progetto dell'ospedale, fatto, ma non realizzato, perché abbiamo fatto l'ira di Dio per fermarli. Quando sono arrivato in 3 mesi, per capire cosa vuol dire, in 3 mesi decidere, trovare, far votare all'unanimità il Consiglio Comunale e pagare a prezzo agricolo lo sviluppo di tutte le aree sanitarie della città è, secondo me, un miracolo. Votato all'unanimità. Casellati mi ha dato il sistema da avvocato, in cui, non vi spiego altre cose molto complicate, in cui chi doveva venderci i terreni ha firmato un documento che si chiama giuridicamente impegno irrevocabile a vendere. Mai visto fare in questa città, si è fatto una volta e una volta solo, l'ho fatto io grazie al mio sindaco, e ci hanno venduto il terreno dopo che avevo fatto i piani, i progetti, convinto il Consiglio Comunale e votato all'unanimità di cambiare tutto. A quel punto l'impegno irrevocabile a vendere di 3 mesi prima l'ho potuto applicare a 9.000 lire al metro quadro, non so se si capisce cosa vuol dire. 1/10 nel giro di un giorno, a Tessera, ho gli articoli di Gazzettino, nel giro di un giorno a Tessera, quando Marchi e non so chi altri si è messo a comprare i terreni di Tessera, i terreni validati dalla delibera della giunta comunale di Brugnaro sono stati aumentati di 20 volte il valore del terreno. Tra ieri e oggi c'è l'articolo del Gazzettino che spiegava che con una delibera si facevano i soldi, perché il giorno dopo tutti quegli ettari di terreni valevano 20 volte più del giorno prima, quando erano stati comprati dai contadini che non sapevano niente a prezzo agricolo. Volevano andare in 2 ipotesi fatte da 2 giunte precedenti. La prima era quella del bosco di Carpenedo. La seconda ipotesi era di andare a fare l'ospedale, guarda caso, in Gronda Lagunare, su, all'acqua. E noi avevamo la legge dall'85 che diceva di tutelare i fiumi, le lagune. Era tutto l'opposto delle nuove leggi italiane. Vale per tutta Italia, però questo aveva fatto il mio predecessore, se volete si chiama Perinato.
aveva previsto di andare a fare l'ospedale in Gronda Lagunare, verso Campalto se non ricordo male. Io sono andato con 3 proposte, andare non a nord sul bosco, non a est verso la laguna sulla Gronda Lagunare, ma andare a ovest, cioè verso l'entroterra, lungo la linea ferroviaria, pensando che la ferrovia, come in tutta Europa, doveva servire a creare una nuova stazione che non c'era. L'hanno fatta quando ho fatto questo, hanno inventato una nuova stazione ferroviaria e la stazione ferroviaria era il punto non solo per l'ospedale, ma per tutta l'enorme area che abbiamo comprato, perché visto che avevamo la possibilità abbiamo comprato tutto quello che potevamo delle aree attorno ed erano attorno a una stazione ferroviaria, quindi agevolando al massimo il muoversi su mezzi pubblici su rotaia invece che muoversi su mezzi privati su gomma, di portare via l'inquinamento dalla città e portarlo via sul nuovo ospedale e su tutte le aree attorno. Negli ultimissimi tempi, adesso siamo nel 2023, si sta muovendo una serie di operazioni immobiliari private per avere le aree comprate a quei prezzi stracciati, eccetera, ma non per servizi pubblici, ma per servizi privati che sono concorrenziali all'ospedale, occhio, non per sviluppare l'ospedale che ha troppe turne d'attesa, eccetera, eccetera, ma per essere alternativi al servizio pubblico, per cui tutte le aree attorno erano previste per organizzare servizi, attrezzature, eccetera, e stanno diventando anche per la sanità privata e anche per altre cose che stanno trattando con l'attuale giunta in questo momento. E questa era una delle cose che volevo dire, da come parte una prospettiva e poi diventa un'altra. Ma poi c'è il Parco di San Giuliano, che è partito anche questo nel 90, con un lavoro enorme, perché mi hanno fatto impazzire. Per fare un concorso internazionale ci vogliono i permessi internazionali degli ordini professionali europei, se no non lo puoi fare. Abbiamo avuto 54 progetti dall'America oltre che dalla Germania, il meglio del meglio che c'era al mondo. Il concorso del Parco di San Giuliano era fatto in un modo tale che era già spiegato nel bando che volevamo un parco naturalistico di riaffaccio sulla laguna, eccetera, eccetera, su un'enorme zona di scarico, di discarica. Quindi c'era un problema che sapevamo, perché qualcuno ci voleva fare il campo da calcio e non c'era bisogno di molta bonifica, ma sapevamo che bisognava pulire, bonificare, eccetera. E tutto è andato benissimo. Abbiamo dato premi a tutti perché abbiamo incentivato il partecipare, per cui mi pare che abbiamo fatto 10 o 15 premi consistenti e un vincitore perché votato all'unanimità. Guardate che quella è stata l'unica era in questo comune in cui si votava all'unanimità. Tutte queste cose si sono votate sempre all'unanimità. Allora il Parco di San Giuliano, in cui il progetto in questo momento è vigente, è stato già in molte cose da questa giunta 2013 contraddetto. Abbiamo fatto anche denunce continue. Voglio dire che hanno messo tutte le barche sopra il parco. Il parco è diventato un centro di imbarcazioni
di imbarcazioni a centinaia e centinaia e gli edifici enormi per tenerle anche all'interno. Per cui abbiamo messo pochi edifici bassi per imbarcazioni piccole da laguna. Tutto questo progettato in dettaglio e c'è vigente ancora adesso. Hanno stravolto, non hanno neanche cambiato perché non hanno neanche fatto la variante, l'hanno dichiarato approvato dai dirigenti comunali che ha messo il nuovo sindaco e hanno costruito tutte robe illegittime, sto dicendolo dopo esposti giuridici, e questo è uno che era stato progettato per essere il più bel parco naturalistico affacciato sulla laguna d'Europa. Un pezzo alla volta sta diventando altro, un centro enorme di cantieristica, che come un cantiere, cantieristica. Sta diventando un centro di trasporto di capannoni per trasporto su acqua delle barche di merci che io avevo piazzato in aree trovate pubbliche a Marghera, e c'è nel parco di San Giuliano, c'è la zona che andava verso sud, il Rio delle Burchielle, per metterci tantissime barche, anche di questo tipo, e quindi le barche per i trasporti sono anche queste messe lungo il canale che viene verso Mestre dalla laguna. E una terza cosa, i grandi eventi per musica, 10.000, non sto scherzando, 10.000 persone al colpo, sempre sopra il parco, per cui il parco, che ha cominciato da anni ad essere usatissimo, al sabato e la domenica pieno di gente che va a camminare, a passeggiare, eccetera, con centro di barche, centro di trasporti e centro di eventi megagalattici. Addio parco, perché un po' alla volta, un pezzo alla volta. Al Porta Gialla e poi entriamo all'area nautica. Adesso il cartello qua. Continuiamo a lottare insieme contro una politica che ormai è evidente non tiene minimamente conto della volontà. Ancora nel 90, fissando le aree, fissando le superfici, fissando i costi, io e Zorzetto è stato il primo, perché era assessore all'ambiente, io ero assessore all'urbanistica, e quindi per fare un bosco la prima cosa era che se ne facesse carico l'assessore all'ambiente, che era appunto Zorzetto, che ci credeva, altro che sì. E abbiamo progettato il bosco di Mestre e l'abbiamo progettato in una strategia ancora una volta chiarissima. Era messo tutto a chiudere verso la laguna, a chiudere lo sviluppo urbanizzato di Mestre, farlo, completarlo, sistemare Campalto, sistemare Carpenedo, sistemare Favaro, eccetera, eccetera, già disegnate tutte queste cose, ma poi basta, poi non si va in laguna. Il bosco, il nuovo bosco di Mestre, a delimitare lo sviluppo della Mestre completata, per cui si doveva sviluppare, casomai doveva andare verso ovest, non verso est. Bene, il parco lo stanno facendo, ma molto lontano dalle zone urbane, perché le zone urbane sono diventate enorme valore urbanizzabile,
basta che la giunta con quei sistemi faccia una variantina ad hoc per ogni cosa che vogliono fare, e quindi tutta la zona che da Mestre va verso la laguna non ha più un nuovo bosco che la delimita, perché il bosco è stato spostato molto più a nord. Ci vanno per fortuna parecchia gente la domenica, ma ci vanno prendendo un mezzo, andando fuori Mestre a nord e a passeggiare sul bosco di Mestre, che non è stato realizzato che in piccola parte sulle aree che avevamo previsto. Abbiamo previsto anche alcune aree a chiudere a nord, ma era messo soprattutto per chiudere Mestre a ovest. Quindi la partita del non sfondare Mestre verso la laguna è apertissima, perché stanno facendo esattamente il contrario di quello che avevamo previsto e disegnato e deliberato, eccetera, per fare il nuovo bosco di Mestre. Si stanno usando i pochi spazi liberi che ci sono ancora a Mestre. Allora, il problema è che negli pochi spazi liberi occorre farci servizi e attrezzature pubbliche, perché non è che per costruire un edificio in più vai a occupare i pochi spazi che ci sono. E invece l'esempio clamoroso da un anno in qua, ma non è solo il primo, perché lo teorizzano queste cose pubblicamente tutti i giorni. I pochi spazi pubblici liberi che ci sono a Mestre, se possono, ci fanno sopra di grattacieli, ma non solo su quelli liberi, ma su quelli già vincolati a attrezzatura pubblica. In Viale San Marco, l'area a parco usata poco, lasciata degradare, invece di valorizzarla e qualificarla e far di tutto perché la gente lo possa usare, che bravi hanno inventato di poter costruire un bel grattacielo, per cui da un anno o due ci sono già mobilitazioni, raccolte di firme, litigate infinite, però se la maggioranza del Consiglio Comunale voterà sta roba, la faranno. In un quartiere famosissimo per 50 anni, fatto dal vecchio rettore di architettura, perché erano le case fatte a corte, eccetera, eccetera, e ci metti giusto sulla testa un grattacielo. Può darsi che la gente non abbia storia e cultura, perché le cose le sanno un po' le parti acculturate, però per fortuna ci sono centinaia di firme che protestano, degli abitanti stessi di Viale San Marco. Però una cosa la sto dicendo perché è un messaggio per il domani. Non è possibile che sui pochi spazi pubblici già vincolati al verde, già pubblici, già comprati, già realizzati, ci fai la speculazione edilizia sopra. Allora, quando mi si dice quali sono le prospettive, io sto dicendo che fare il parco, si può riprendere il discorso di San Giuliano e non continuare a demolirlo, si può sviluppare il bosco di Mestre in un certo modo, si possono usare e valorizzare le aree libere che ci sono e non metterci di grattacieli. La piazza della stazione di Mestre, che è la più importante, parliamo di flussi di persone che vanno a prendere il treno tutti i giorni anche. La più importante stazione del Veneto è Mestre, nessuno ne parla mai, ma è la più importante del Veneto, perché lì arriva tutto da Udine, da Bologna, da Padova, eccetera. La piazza della stazione è una disgrazia, non c'è neanche il posto per mettere una macchina, per fermarsi un momento, si deve scendere di corsa e scappare via, perché la piazza era stata progettata davanti alla stazione. Un po' alla volta hanno invaso lo spazio davanti alla piazza, dando con delibere di assessori, nomi, cognomi, se volete, finché volete, lo spazio davanti agli alberghi di là della stazione li hanno dati
agli alberghi, che quindi la piazza non può esserci perché gli alberghi si sono privatizzati con delibera gli spazi sia da una parte che dall'altra di Via Piava. E lo stesso vale addirittura per gli altri 2 o 3 edifici pubblici che ci sono in stazione, perché la stazione ha una stazione di carabinieri al suo interno, ha un altro affare di polizia per la stazione, per i controlli, per quello che vuole. Le rispettive organizzazioni dei carabinieri, della polizia, stanno vendendo o hanno già venduto alle società immobiliari i loro edifici che vengono svuotati e usati per operazioni immobiliari che ricaricheranno ancora di più il traffico e il casino sulla non piazza della stazione. Abbiamo fatto, non ho tempo di svilupparlo, enormi studi, progetti e linee per spostare il traffico di attraversamento al di là della stazione verso Marghera su una grande polo di parcheggi. Cioè le macchine non hanno bisogno di andare centro a Mestre e meno che meno davanti alla stazione di Mestre, insomma, vadano al limite se proprio a sud della stazione e non a nord. Abbiamo provato a spostare da 10 anni il traffico in una strada che si potrebbe ancora oggi fare, ma bisogna volerle fare, che è parallelo alla piazza, alla strada della stazione, immediatamente dietro gli alberghi. Si può passare alla discesa della rampa della cavalcavia che arriva in via Cappuccina e si può attraversare dietro in maniera di liberare tutta la zona della stazione. Allora, non sviluppo perché qua sono anni di lavoro, ma non è possibile che una città come Mestre nel 2023 si metta a impoverire e a rendere ancora più invivibile l'attuale miserabile piazzettina di Mestre che c'è, togliendo quel minimo di spazi che c'erano, vendendoli, speculandoci e mettendoci, attenti bene, 2 nuovi grattacieli sopra la stazione di Mestre. È chiaro? Quando parlavo di Viale San Marco, questa stazione con questa non piazza, il progetto venuto fuori questo mese, 2 mesi fa, è di avere non uno che c'era previsto e abbiamo fatto 1000 polemiche su quello. Hanno mandato via, come qua a Venezia, le poste centrali e si sono messi a fare un grattacielo al posto delle poste centrali, stazione. Per cui 2 strutture pubbliche con servizio pubblico sono stati spazzati via e stanno per fare 2 grattacieli sopra la stazione di Mestre, che non è neanche una piazza, ma... Allora, voglio dire, questi sono i problemi in prospettiva. Perché tutte queste cose le avevamo fatte, disegnate, progettate e deliberate, ma non tutte, ma 2 o 3 di queste le avevamo già fatte e alcune erano in progetto, in disegno. Allora, ma bisogna decidere se qui progetta la città, la progetta per la città o se invece la fa per agevolare qualche singolo amico imprenditore. E ce n'è l'ultima grossa, e cioè io da 13 anni, 15, ho dovuto litigare purtroppo col sindaco, col presidente della regione, perché stavano per fare una Tessera City. Tessera City significa fare una grande nuova cittadina, non sto scherzando, ho detto cittadina, non un edificio. Sto parlando di 2000 metri cubi di roba, vicino alla gronda lagunare,
fermata ancora all'epoca dell'Expo. Quella cosa che ho fermato, e ho fatto anche un libricino su questa cosa, proprio come altre cose che abbiamo provato a fermare con la cultura, col dibattito, cioè sono riuscito a far valere le leggi e quindi Cacciari si è fermato e Zaia si è dovuto fermare. No, Galan, l'accordo era Galan-Cacciari. Un po' di anni dopo la giunta regionale ha fatto l'accordo tra regione e comune, ha fatto un piano chiamato PAT, che presume che poi si fanno le varianti urbanistiche, per cui in tutta la zona di Tessera, che adesso si poteva fare, l'ho fatto io, si poteva fare solo un'unica struttura, perché un grande stadio in centro a Mestre non lo puoi fare. E si è dovuto fermare per 4 anni. Dopo 4 anni la nuova giunta regionale e la nuova giunta comunale hanno deciso di fare quell'accordo, ma di farlo con leggi, cioè facendo un PAT, si chiama Piano di Assetto del Territorio. Nel nuovo PAT hanno messo dentro la possibilità di farci stare 2000 metri cubi, insomma una cittadella, alberghi, uffici, tutto quello di tutto e di più. Collegati all'aeroporto, collegati all'autostrada, collegati, nasceva in gronda lagunare 2000 metri cubi. Se non altro perché c'è una legge nazionale dall'85 che dice che a 300 metri dalla gronda lagunare tu non puoi fare niente. Per difendere i fiumi e le lagune in tutta Italia abbiamo una legge grandiosa, stupenda, che ha provato a difendere tutti i fiumi con delle fasce inedificabili lungo i fiumi, lungo le lagune, lungo il mare, lungo i valori naturalistici più belli di questo paese. È impedito, obbligatorio, non si può edificare, tranne il già edificato. Per cui a Tessera, con la scusa che l'aeroporto c'è già, perché l'hanno costruito sulla laguna quando le leggi gli hanno consentito, perché non l'hanno fatto un po' dietro, proprio sull'acqua, quindi, e poi l'hanno ampliato sull'acqua subito dietro, e se potevano lo ampliavano per davanti. Li ho fermati io, l'assessore e in commissione di salvaguardia. Però è l'aeroporto. E noi abbiamo provato a non far crescere l'aeroporto perché avendo 5 aeroporti da Ronchi a Treviso, a Verona, anche Padova ce n'è uno, e a Brescia, se fai il sistema degli aeroporti non c'è bisogno di avere un unico mega aeroporto che sconquassa Venezia anche, e oltre che la laguna e tutto il territorio. Quindi non si dovrebbe fare un'enorme città ai bordi della laguna subito addosso all'aeroporto. L'unica cosa che io ho lasciato nel piano era uno stadio, perché lo stadio non ci sta in città, era stato fatto dal mio predecessore e aveva messo uno stadio in acqua, proprio sulla darsena dell'aeroporto aveva messo lo stadio. Arrivato a fare l'assessore e non avendo altre alternative, ho preso lo stadio e l'ho slittato all'interno, perché almeno arrivassero dall'autostrada con le macchine e arrivassero lontani dalla laguna, andando a piedi, perché erano alcune centinaia, 400 metri dal terminal, da Venezia, arrivavi con le navi e andavi a piedi dalla Darsena a CTV fino allo stadio da Venezia, e gli altri arrivassero dalla macchina. Questa era l'unica attrezzatura che c'era, non erano case, milioni di metri, non era niente, era uno stadio per andare a giocare a calcio, perché non ci sta in città.
Il patto, il nuovo piano che prelude a cambiare il piano regolatore, ha previsto invece che non ci sta solo lo stadio, ci sta tutta una serie di altre cose, attrezzature sportive, attrezzature culturali, attrezzature turistiche, attrezzature, insomma, di tutto, sono tutte le voci ci sono, quindi si possono fare tutte le attrezzature e tutti gli edifici e tutte le altezze che si vogliono, se si riesce a cambiare il piano regolatore, perché il PAT è sovraordinato piano di assetto del territorio e più sopra è il piano regolatore. Quindi ci ha provato il nuovo sindaco di Venezia e ha messo con i soldi pubblici, con tutti, al 100%, 4 entrate di soldi pubblici, tutte le attrezzature sportive che ha in testa lui. In particolare, parliamo di quella vera, la vera, se ce la fa, è il palazzetto dello sport che doveva fare lui a spese proprie, nei terreni propri voleva farlo anche lì vincolati. Quindi. Problema c'era comunque, perché una cosa è prendere il palazzetto di Mestre, a proposito di riqualificare, e allargarlo, alzarlo, e adesso ha 2500 persone alla volta. Se tu vuoi lo porti ad averne 10.000, 12.000, trovi il modo di organizzare l'edificio, allargarlo, alzarlo e dargli i parcheggi che servono lì, dov'è? Perché è una zona un po' periferica, non è in centro a Mestre, è a Cavergnaghi, una zona esterna. Il sindaco voleva, padrone della Rai, farsi un palazzetto nuovo nei propri terreni vincolati, e allora altra litigata su questo. Ha scoperto che forse riusciva a fare il nuovo palazzetto moltiplicato dai 2500 che hanno adesso alle 31.000 persone. Perché facendo questo, è un po' come il discorso del Parco di San Giuliano, puoi fare anche tutt'altre cose, spettacoli megagalattici, europei, vedete un po'. Per cui con i soldi pubblici, perché sono tutti i soldi dell'Europa a debito futuro, cioè i residui tutti i residui su tessera delle leggi speciali, tutti i residui del comune, i nuovi debiti che farebbe apposta mutui del comune, più appunto i finanziamenti diretti del PNRR, che è il piano europeo, con 4 fondi tutte pubbliche, lui farebbe uno stadio, un palazzetto, l'arena inglobata nel palazzetto o viceversa, e insomma, e un'altra zona ancora sempre sportiva. Queste cose ci sono già, quelle necessarie, e lo stadio non lo vogliono, perché lo ha dichiarato pubblicamente più volte la società dello stadio, che non ha nessuna intenzione, né voglia né desiderio, che sta benissimo a fare le partite di calcio, basta e ne avanza, nell'attuale stadio di Venezia. Allora, per uno stadio che chi dovrebbe essere interessato non ha nessuna intenzione di fare, per 31.000 persone che non ci sono, perché la Rai sono 2.500, con i soldi pubblici che servono per riqualificare le città, PNR dovrebbe essere in un'area pulita, perché è erba, è un grande parco naturale, sono aree agricole, tutte agricole. Il nostro sindaco sta per fare, a parole, uno stadio che nessuno farà perché nessuno lo vuole, un palazzetto dello sport, un'arena che lo ingloba per 31.000 persone e un'altra cosa che non è ancora ben definito, per cui la conclusione io la dico pubblicamente in anticipo: si farà solo il palazzetto dello sport che doveva farsi il sindaco con i propri soldi sui propri terreni in un'area pubblica agricola che il piano non prevedeva in nessun caso di urbanizzare, per cui bisognerebbe impedire di fare disastri
e cominciare di nuovo a rilavorare per riqualificare la città, di migliorare la vivibilità, di migliorare le quote degli edifici restando con le esigenze reali, non con le esigenze di speculazione per cui più metri cubi fai più contento sei, ma vedendo di non fare consumo di suolo inutile, di non fare spreco di soldi pubblici